Le terribili rivelazioni delle anime del purgatorio sui mali che tormentano l'umanità. Salve a tutti carissimi, oggi volevo tornare a parlarvi di Maria Simma, la mistica austriaca vissuta tra il 1915 e il 2004, che nel corso della sua vita ha parlato con le anime del purgatorio, non perché ella le abbia invocate, si badi bene, perché invocare le anime del purgatorio è peccato mortale, è spiritismo e è un peccato che fa incorrere nell'ira divina. Le anime del purgatorio, bisogna precisarlo, sono apparse a Maria Simma spontaneamente e le hanno fatto tutta una serie di rivelazioni molto importanti. Per quanto riguarda i mali che tormentano l'umanità, Maria Simma è stata intervistata a tal proposito e le è stato chiesto: Maria, le è mai capitato di ricevere la visita di anime del purgatorio che in vita lei conosceva e che erano malate o in qualche modo menomate nel corso chiaramente della loro esistenza terrena? Sì, e queste persone, una volta che sono diventate anime del purgatorio, mi sono apparse totalmente guarite ed integre. Tutte le loro deformazioni e le loro cicatrici erano scomparse. Mi ricordo di una persona che in vita era sempre stata muta e che ora, diventata ormai un'anima del purgatorio, parlava perfettamente. Ah, non le dico la sua gioia. Non so perché fosse muta da viva, così come coloro che erano affetti da ogni tipo di infermità e paralisi, ora potevano muoversi perfettamente. Tutte le loro imperfezioni più o meno serie erano scomparse. Si ricordi comunque che io vedo soltanto le anime del livello superiore del purgatorio e questo lo ribadisco perché altri hanno constatato sofferenze e ferite in queste anime, ma sono sofferenze che le anime del purgatorio patiscono nell'anima e non nel corpo. Secondo lei, Maria Simma, i mali che tormentano l'umanità possono considerarsi una punizione per i nostri peccati? Sì, penso di sì, ma più che punizione è la riparazione che Dio esige per i peccati di immoralità. So che la gente si ribella e dice che il Signore è crudele, ma la purificazione e le riparazioni sono espressioni invece della sua infinita misericordia. Ci sono, è vero, molte persone che soffrono tanto e non meritano di soffrire e che vengono scelte da Dio perché possano riparare per i peccati di tutti. La misericordia di Dio è infinita, ma la sua giustizia è perfetta e totale. Se conoscessimo sin d'ora la sua giustizia come la conosceremo in paradiso, molti di noi morirebbero sotto il peso dei propri peccati. Ma come può l'umanità liberarsi da tutti i mali che la tormentano? Beh, sicuramente seguendo quelle che sono le terapie, le direttive prescritte dai medici. La scienza è un dono di Dio, ma va messa sempre al servizio della vita dell'uomo e non della morte. Mentre si seguono le terapie indicate dai medici con grande scrupolo, non bisogna mai trascurare Gesù, la parola di Dio, i sacramenti, la Santa Messa, i 10 comandamenti, o qualora non si possa partecipare direttamente alla Santa Messa, la Santa Comunione.
I comandamenti non ci furono dati per controllarci, ma solamente per proteggerci, rafforzarci e per liberarci. Io credo che la preghiera possa aiutare l'anima a ricevere tante grazie da Dio, prima fra tutte la grazia di vivere il percorso di guarigione in pace. È necessario pregare molto e pregare intensamente. Ma Maria Simma, è possibile che molte persone che nella loro vita vadano incontro a tutta una serie di vicissitudini che magari possano trovare la loro spiegazione in qualche anima del purgatorio che vuole comunicare loro un qualche messaggio? Sì, è possibile. Se spesso ciò accade quando un defunto si trova in un livello ad un livello molto profondo del purgatorio e inizia così a disturbare il suo discendente con una serie di vicissitudini, di cose che non vanno per il verso giusto. Ma in questo caso allora cosa si può fare? Beh, bisogna pregare per l'anima di quel defunto e far dire per essa sante messe di suffragio. Maria si ricorda in modo particolare qualcuno in cui l'incapacità di perdonare ha scatenato molta infelicità? Oh sì, e questa è certamente una delle cause più comuni di tanta infelicità delle persone. Mi ricordo un caso in cui una giovane donna non riusciva assolutamente a perdonare a suo padre. Quando era vivo il padre non era mai riuscito a dare un po' d'affetto ai suoi ragazzi e nel suo caso specifico aveva impedito a questa giovane donna di farsi una buona posizione attraverso il completamento degli studi, cosa a cui lei aspirava tantissimo. Il veto del padre la portò ad arrangiarsi faticosamente nella vita per mancanza di professionalità. Era proprio questo che non riusciva a perdonargli. Poco dopo il decesso l'uomo apparve non una ma 3 volte alla figlia supplicandola di perdonarlo, ma lei non se la sentì. Non molto tempo dopo questo fatto, nella vita di questa donna iniziarono ad accadere tutta una serie di vicissitudini e fu allora che ella capì che avrebbe dovuto perdonargli. Presa questa decisione, gli perdonò fino in fondo di tutto cuore. Di lì a poco, tutte quelle sfortune, quelle vicissitudini e tribolazioni che l'avevano tormentato la sua vita, rendendola infelice, regredirono fino a scomparire. Erano sicuramente dovute al suo risentimento protratto per così tanto tempo. Non sempre riusciamo a dimenticare, ma dobbiamo perdonare. Il non perdono è la causa dei gioghi e degli ostacoli più pesanti e più seri che ci autoinfliggiamo nel corso della nostra esistenza. Se a Dio offriamo tutto questo, diventiamo molto più liberi e più pieni, poiché con il perdono ci perviene una migliore comprensione della situazione. Questa è una grazia grande ed è importantissima. C'era poi, mi viene in mente, anche un'altra donna affetta pure lei da una serie di brutte vicissitudini, di tribolazioni. Un giorno fece un pellegrinaggio durante il quale conobbe una persona di grande preghiera e spiritualità.
Questa si rivolse a lei e al marito molto semplicemente durante l'ora di cena, dicendo: «Chiediamo a Gesù di dirci che cosa le provoca tutta questa infelicità e come potrebbe fare a trovare pace». In quello stesso momento ebbe una visione, una donna inginocchiata con le braccia tese verso una bimba. La bimba era la signora molto infelice e tribolata e la donna, sua madre, colei che si era sempre rifiutata di tenere in braccio i suoi figli, in modo particolare questa figlia ora adulta. La figlia non era mai riuscita a perdonarglielo. Quando ebbe raccontato il fatto alla coppia, il marito esclamò: è verissimo, non le ha mai perdonato questa cosa». In lacrime lei ammise che era vero. Introdusse questa intenzione nella sua preghiera e nelle sante messe che seguirono in quei pochi giorni del pellegrinaggio, e da quel momento le cose incominciarono ad andare per il verso giusto. Non si può pretendere che una persona riesca a perdonare completamente nel giro di una notte, ma quella sera, per quelle 3 persone, una cosa certa ci fu: la precisa indicazione di Gesù. Quindi quelle brutte vicissitudini, infelicità e tribolazioni si manifestavano perché la persona sapesse del peccato del proprio congiunto, che dal purgatorio mandava segnali per ottenere perdono, senza il quale non poteva essere liberato dalle fiamme del purgatorio ed andare in paradiso. Ora sono certa che quell'anima di cui non seppi mai il nome è in paradiso e che sua figlia è stata liberata da una condizione infelice e sgradevole e da tribolazioni che da parecchi anni rendevano brutta la sua vita. Maria, lei crede che possano fare qualcosa le preghiere di guarigione e di liberazione? Oh sì, però bisogna sempre seguire le terapie prescritte dai medici e intanto cercare di pregare il più possibile, il maggior numero di rosari possibili, e far pregare anche dei sacerdoti o anche i propri parenti, i propri amici, chiedendo l'intercessione di Maria Santissima e di San Michele Arcangelo, nell'attesa che le terapie prescritte dai medici abbiano effetto, e chiedendo questo con insistenza. Se si può, si dovrebbe anche farsi benedire con dell'acqua benedetta, consacrata ed esorcizzata, e anche ungere con l'olio benedetto da un sacerdote, pur continuando sempre a seguire scrupolosamente tutte le direttive dei medici. Bisogna fare molta attenzione perché i momenti della malattia sono quelli in cui ci si può molto indebolire, non solo nel corpo, ma anche nello spirito, e la preghiera ci robustisce, ci aiuta a trovare la forza necessaria per superare queste infermità e questi momenti dolorosi, e per guardare al futuro con ottimismo e per ottenere ogni tipo di grazia. Ma Maria Simma, lei sa che molte persone pregano per i propri cari, soprattutto per coloro che sono fuori dalla grazia di Dio, e nella speranza, attraverso le preghiere di
guarigione, soprattutto spirituale, di liberazione, di poter fare in modo che il proprio caro si riavvicini alla preghiera, ai sacramenti. Ma sono efficaci le preghiere per queste persone che non vogliono pregare? Oh, decisamente sì. Purtroppo tante persone non nutrono una fede così grande da crederci e di conseguenza finiscono per non dirle. Nel Vangelo Gesù guarì il servo del centurione a distanza, poi disse: torna a casa tua, poiché tu hai creduto e così sarà. Gesù guarì il servo per la fede del centurione in lui, ma non fu la fede del servo a compiere la guarigione. È un problema di molti quello di pensare che la propria fede sia troppo debole perché possa servire a qualcosa. Gesù non è mai troppo debole per aiutare. Il punto è un altro. Spesso ci tocca attendere, poiché il suo piano è diverso dal nostro. Quando la persona disturbata è lontana, inoltre è bene avere tutte le informazioni possibili per pregare più efficacemente contro tutto ciò che può influenzarla negativamente. E è necessario chiamare per nome e tutto ciò che è causa della perdizione di quella persona per poter sgominare. Per riuscire sono necessarie tanta preghiera, tanta perseveranza e la fiducia in Dio che provvederà a darci ciò che ci serve, in particolare la grazia che un'anima lontana dal Signore si riavvicini alla Santa Messa e ai sacramenti. Quando le si rivolgono persone molto infelici, che nella loro vita hanno passato molte vicissitudini e tribolazioni di vario genere, dandole i nomi dei loro defunti, per far dire loro le messe ed altre preghiere, le risulta che queste persone nella loro famiglia o nella loro casa provino molta pace. Oh sì, quasi sempre è così, purché naturalmente io resti in contatto con loro. Molte persone restano in contatto con me anche per periodi prolungati, per cui ho modo di constatare, pur avendo un elenco lunghissimo di nomi da ricordare, che veramente una persona che prima era molto infelice e tribolata si trasforma in una persona allegra e serena. Non sa quanta gioia io provi quando mi trovo davanti a questi meravigliosi cambiamenti nella vita di più persone. Gesù e Maria non negano a nessuno la loro pace e la loro gioia. Che cosa le hanno rivelato le anime del purgatorio circa la dottrina della reincarnazione? Mi hanno detto che è una dottrina aberrante a cui non bisogna assolutamente credere. Quando una persona soffre molto, molti ritengono che si debba praticare l'eutanasia per porre fine alla sua sofferenza. Cosa le hanno detto le anime del purgatorio su questo argomento? Le anime del purgatorio mi hanno detto che coloro che praticano l'eutanasia devono soffrire tantissimo i tormenti spaventosi del purgatorio, perché una vita umana non può mai essere soppressa e chi lo fa commette un omicidio vero e proprio. Solo Dio è padrone della vita e della morte. Dio permette tuttavia che l'uomo, le persone si possano adoperare per alleviare il dolore
con terapie adeguate. Si deve inoltre considerare anche il peccato abominevole non solo dell'eutanasia, ma anche il peccato e il crimine abominevole dell'aborto. Chi ha commesso questi peccati, coloro che li hanno praticati, se non si convertono e non si pentono per mezzo della confessione, della penitenza e della riparazione, loro stessi, la loro famiglia, i loro discendenti subiranno delle amare conseguenze se non chiederanno perdono a Dio, perché questa è la giustizia di Dio. Tutti coloro che hanno praticato l'aborto e l'eutanasia dovranno soffrire tutto ciò che i piccoli o le persone da loro soppresse avrebbero dovuto soffrire nell'arco della loro vita se l'avessero vissuta, se a loro fosse stato concesso di vivere come Dio aveva prestabilito per ciascuno di loro, a meno che non smettano immediatamente e a meno che non compiano atti di riparazione. Molte città in cui si praticava più liberamente l'aborto sono state distrutte, devastate da guerre e da ogni calamità. Laddove sono concentrati i peccati contro la vita, Dio farà valere la sua giustizia, alla quale nessuno potrà sfuggire.